Le 5 categorie sciasciane secondo Siculopedia. Gli uomini, pochissimi. Coloro che riescono a sopravvivere a bagni e tuffi subito dopo aver mangiato una teglia di pasto forno, cioè teglia di pasta al forno, un mellone agghiacciato, sarebbe l'anguria molto fredda, e scolato una damigiana e mezzo di vino. Sono in via di estinzione, è superfluo spiegarne la causa. I mezzi uomini, pochi, anche se mi accontenterei di fermarmi a loro. Sono coloro che riescono a sopravvivere al bagno dopo aver mangiato un'enorme ciambella fritta, una pollanca bollente, cioè il Gran Turco, e 10 fette di cocco agghiacciato smezzate da qualche birrozza e tirata di spinello. Poi ci sono gli ominicchi, coloro che imitano le imprese degli uomini e dei mezzi uomini, ma loro annegano. I piglia in culo, un esercito, coloro che ammirano e lodano le imprese degli uomini e dei mezzi uomini, ma non hanno il coraggio di osare e aspettano 3 ore dopo i pasti prima di farsi il bagno. Poi ci sono i quaracquacquà, coloro che parlano, affermando con convinzione che riuscirebbero meglio nelle imprese degli uomini e dei mezzi uomini se solo avessero l'occasione, ma, guarda caso, non accade mai. Mangiano insalate di frutta, adducendo come scusa diete ipocaloriche.